ti dica quello che vuole. Vedi che per esempio gli indipendentisti del Veneto hanno dato vita proprio ad una vera e propria iniziativa rivolta a quanti si sentono veneti per il rilascio delle carte d'identità venete. Voi? Ma diciamo che l'argomento è sempre quello, l'indipendentismo e l'autonomismo. Bisogna anche essere realisti. Se non ce l'ha fatta l'Inghilterra nei confronti dell'Europa o la Scozia nei confronti dell'Inghilterra, e poi abbiamo altri esempi anche in Spagna e da altre parti, dubito che in questo momento il Friuli possa diventare indipendentista. Proviamo a utilizzare quella che è la nostra autonomia, che lo Stato italiano ci riconosce dal dopoguerra in poi e che molte volte purtroppo non è stata utilizzata bene dai nostri politici. Probabilmente molte volte è stata utilizzata per altri scopi, a scopo di lucro diciamo. Ecco, noi vorremmo invece rilanciare questa autonomia, vorremmo fare in maniera che la regione e le nostre province possano ripartire dal momento di fermo che viviamo in questi anni appunto, per rilanciare l'economia usando queste regole, queste leggi speciali che abbiamo. Diciamocela tutta poi, perché qua si continua a parlare, no? Ah, l'unità d'Italia, l'unità d'Italia, ma chi è andato ad occupare il sud? Sono stati i bersaglieri inviati da Cavour. Certo. Perché? Perché le casse, quelle che contenevano tanto denaro, non erano al nord, certo, ma erano al sud con i Borboni, perché la storia è questa. Certo, e ha mandato Garibaldi e via discorrendo, perché sennò col fischio vero che i Borboni si alleavano. E poi diciamo che la verità è che, no. Certo che il sud era comunque un pericolo per l'Inghilterra, per i commerci verso l'Africa, il Nord Africa, e quindi c'era necessità di contenere questo mercato. Adesso il Nord Africa invece si avvale per arrivare qua. E quindi dobbiamo fare qualcosa noi, un mea culpa sicuramente, e probabilmente se non cambiamo un pochino il nostro stile di vita e il nostro modo di pensare, sì, rischiamo l'ultima domanda, sì, Luigi, però mi tolga una curiosità, io non riesco a capire, no? Perché lei sa che i romani, popolo romano antico, certo, era un popolo guerriero, sì, era un popolo, insomma, Massimo il film Il Gladiatore, e loro per vincere, oltre che con il gladio, erano bravi anche con la ragione, certo, anche con il dividere, dividiti ad impera dicevano, e vincevano. Ma non è possibile, dico, che si parla tanto di autonomia e qui ci sono 4, 5, 6 partiti divisi sull'autonomia? Bisogna vedere quanti di questi 4-5 partiti hanno intenzione veramente di fare qualcosa e poi quanto conviene magari seguire qualcuno di più grosso per avere dei vantaggi diretti. Non è sempre facile essere fuori dal coro, direttore, noi lo sa benissimo. È molto più facile far finta di esserlo e poi mettersi in coda. Grazie dunque, anche per questa volta Luigi Gambellini, Patria Furlane.